Ben ritrovati a tutti i telespettatori di Tele Alto Veneto. In apertura un'ampia pagina dedicata proprio al maltempo. Allora andiamo per provincia della nostra regione a capire, conoscere che cosa sta succedendo. Cominciamo proprio con Vicenza, dove la pioggia intensa ha pericolosamente alzato il livello dei fiumi vicentini. Il Bacchiglione e il Retrone hanno minacciato di esondare, ma la protezione civile è entrata prontamente in azione. Per il momento comunque il rischio è rientrato, ma le previsioni dicono ancora acqua. Guardiamo le immagini. Tuttavia dell'Italia dei Valori al Partito Democratico fino a Rifondazione Comunista si contesta il Presidente di aver sorvolato soprattutto sulla questione nucleare. Andiamo a Quinto di Treviso, dove la notte scorsa è stato messo a segno un maxi furto ai danni di un'abitazione in via Giotto. I residenti si lamentano: siamo abbandonati a noi stessi. E sentite allora. Da oggi in poi, tutti i fine settimana, il Sant'Artemio sarà custodito da un gruppo di volontari, guardie ecologiche e volontari, che controlleranno i comportamenti dei visitatori. Ascoltiamo. Senza barriere per persone disabili torna in acqua per iniziare l'attività velica con la sua prima tappa, Jesolo, un'iniziativa possibile grazie anche alla Fondazione Panto. Ascoltiamo e vediamo le immagini. Ben ritrovati a tutti i telespettatori di Tele Alto Veneto. In apertura la cronaca da Vicenza e apriamo proprio con una bruttissima storia. Per una settimana dopo il servizio, ci dice almeno chi abita nella zona, le immondizie sono sparite, adesso però sono ricomparse e ve le dimostriamo di nuovo. Sono 222 i testi, 228 e 11 periti citati nelle liste depositate da accusa, difesa e parti civili in vista del dibattimento che si aprirà tra una settimana davanti alla Corte d'Assise. Mauro Marin, grande fratello 10, sogna i fiori d'arancio, ma al momento è troppo impegnato con le Iene su Italia 1. Eccolo nella sua incursione nei nostri studi. Ben ritrovati a tutti i telespettatori di Tele Alto Veneto. In apertura la cronaca da Vicenza, sgominata dai carabinieri di Este una banda dedita alla truffa di aziende e attività economiche che aveva posto le basi nel Vicentino, proprio nel comune di Agugliaro. 2 le persone arrestate, 5 denunciati, tutti i dettagli. Locali di Conegliano al setaccio in questi giorni da parte delle forze dell'ordine, 3 quelli trovati fuori norma durante i controlli. Vediamo. Adesso qualche istante di pubblicità, tra poco. Parcheggiatori abusivi all'ospedale di Campo San Piero, bene organizzati per sfuggire ai controlli, erano insistenti al punto che facevano fare tardi ai pazienti che dovevano sottoporsi alle visite, finché qualche cittadino ha segnalato la loro presenza ai carabinieri, che sono intervenuti. Il 13 giugno è appunto il giorno del Santo di Padova. Ricorderete anche il trionfo della fede nell'ostensione di questo santo. Allora sentiamo. Arrivederci.